Ben trovati! E tutta la puntata sarà un'enorme fatica. La fatica sarà quella di trattenere l'emozione, visto che siamo arrivati all'ultima puntata di questa 20ª edizione di Mille Voci. Grazie, dico subito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa stagione di Mille Voci. Salutiamo e ricordiamo tutti coloro che anche in passato hanno partecipato a questa trasmissione, a questo programma, e soprattutto un applauso a Gianni Turco. E gli amici in quest'ultima puntata non potevano mancare. Amici sempre presenti, sempre gentili, con una grande disponibilità e un grande affetto nei confronti di questa trasmissione. I Santo California! Pietro, una grande emozione. Sì. Abbiamo perché... vissuto insieme tante edizioni di Mille Voci. Sì, devo dire la verità, un po' dispiace che sia l'ultima puntata, la 20ª, però siamo contenti di essere presenti in onore di Gianni, perché è questo che rimarrà nella storia, quindi per cui grazie. Grazie a te. I Santo California in Gabbiano. Un giorno da quel treno dissi aspettami, un anno passa presto, tornerò, e tu con il pianto in gola tu mi scrivevi, io qui non vivo senza te. Nel silenzio tutti dormono ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto morendo dentro me. Vivo senza avrei voluto essere un gabbiano e volare, volare, volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano e portarti lontano, lontano, in un posto nascosto del mondo, dove io solamente ti parlo d'amore. Scusami se puoi, ma un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi. Io qui non vivo senza te. Io qui non vivo senza avrei voluto essere un gabbiano e volare, volare, volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano e
successi dei Santo California. Grazie di essere stati con noi in questa 20ª edizione di Mille Voci. Linea al Turco. Bene, siamo tornati in studio con delle graditissime ospiti, un coro tutto al femminile, le Sister Heart. Allora Daphne, io volevo dire due cosine prima. Prego. Allora, prima di tutto voglio ringraziare veramente a Gianni Turco per questo programma che me lo porto appresso dal 2011, credo, non mi ricordo bene, quando ho cominciato con i Milk and Coffee, e poi lui gentilissimo mi ha invitato sempre come solista, e poi quando le ho proposto il coro mi ha fatto venire l'anno scorso con il coro. Io ti ringrazio perché è stato per noi una grande emozione rivedere gli amici, loro che non hanno mai avuto la possibilità di stare insieme a grandi artisti. Grazie, perché è una crescita anche per loro. Grazie a voi. Grazie a voi e siete bravissime, veramente, veramente bravissime. Il brano che ascoltiamo in quest'ultima puntata di Mille Voci è? Allora, noi vogliamo portare una benedizione per tutti noi, per Gianni soprattutto, con tutto il cuore, per tutta questa bella gente. Si chiama Revelation, qua parliamo direttamente a Dio e le doniamo la nostra anima, sperando che ci benedica. Irina Rozzarena e le Sister Heart. Hallelujah, salvation and glory, honor and power is the Lord our God. Is the Lord our God is mighty, the Lord our God is omnipotent, the Lord our God is wonderful. He says hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. To the Lord our God, to the Lord our God is mighty.
Parapparaparaum. 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 Papparaparam. Parapparaparaum. E dopo questo inizio così emozionante, continuiamo con le grandi emozioni. Siamo arrivati all'ultima puntata e quindi le presentazioni sono presentazioni speciali di persone che voi comunque conoscete bene, che avete imparato ad amare in tutti questi anni di Mille Voci. Lui è una persona semplice, umana, molto gentile e ha una voce strepitosa. Ci ha abituato bene perché ci ha fatto ascoltare tantissime canzoni di vari generi musicali, medley, canta le canzoni napoletane, canta le canzoni romane, è un grande amico di Mille Voci, ha condotto anche Mille Voci, insieme abbiamo anche avuto il piacere di condurre Mille Voci Romane. E oggi ci omaggia con la sua bellissima voce, ricordando a noi, a Mille Voci e a voi a casa, che lui è l'erede di Claudio Villa. Riccardo Antonelli! Buonasera. Vabbè, che hai detto tutto, adesso c'è questa attesa incredibile, grazie. E quindi adesso sono affari tuoi? Sì. Beh, Bene. Riccardo, un medley di canzoni sì, saranno 3 canzoni legate appunto al repertorio di Claudio Villa e intanto buon ascolto e poi dopo ti racconto 2 cosine di me e di Gianni. Dopo che hai cantato, così cantato. hai smaltito un po' l'emozione. Certo, Riccardo Antonelli canta Claudio Villa. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te scordare di me, la vita mia legate a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Scordare di me, la vita mia legate a te. C'è sempre un nido nel mio cuore per te, non ti scordare
Grazie. Grazie. Riccardo Antonelli! Grazie. Dunque, allora, quando si arriva così alla fine di un'edizione particolare poi come questa, si tirano un po', diciamo così, un po' le somme se vogliamo, ma io volevo ringraziare Gianni Turco perché, al di là di Mille Voci, Gianni Turco ha cominciato a seguirmi fine anni '80, dove io ero ospite di un'emittente privata dell'epoca, quindi insomma, sai, tutto un pochino così rimediato se vogliamo. Ero ospite in questo programma tutte le settimane dove svolgevo, appunto, cantavo le mie 3 canzoni. E mentre che cantavo, ancora non finivo la prima canzone, io vedevo che entrava un signore con la telecamera a spalle, arrivava con il cavo, faceva attaccare il suo cavo e cominciava a fare le riprese. Una puntata, seconda puntata, terza puntata. A un certo punto mi fa: no, sei molto bravo, eccetera. Dico: sì, scusa, ma come mai? Perché arrivi in ritardo, facevo io? Dice: no, io non arrivo in ritardo, io aspetto che tu sei in diretta, quindi io poi arrivo con la telecamera, perché non mi piace come fanno la regia qui, quindi vengo io a fare la regia. E da lì è iniziata un po' così, diciamo così, la nostra amicizia. Io devo dire che con me Gianni è stato molto, diciamo così, forte, ostinato se vogliamo. Mi chiamava e io rimandavo sempre questo appuntamento, perché, ma non per, come posso dire, per scarsa... non perché non eri attento, no, non volevi... assolutamente no, perché io venivo... Un po' il timore? No, io venivo da una serie di programmi con Pippo Baudo in prima serata. Avevo cominciato a fare l'estero, avevo avuto la copertina sul Grand Hotel e quindi lavoravo in una maniera incredibile. Quindi non c'era mai questa questa occasione. Fin quando un giorno, forse poteva essere la sua ultima telefonata, dice: no, guarda, io ti devo parlare, dobbiamo fare sta cosa, ti devo proporre una cosa, eccetera. Dico: vabbè, ma tu dove sei? Dice: sono Anzi, ok, tempo un'ora e sono io ad Ostia. Dico: tempo un'ora e sono da te. E così fu. Da lì c'è questa, abbiamo costruito tante cose insieme e ti devo solo che ringraziare. Non ho altre parole. Grazie. Grazie Riccardo. Riccardo Antonelli. Grazie. Non va bene così. Adesso qualcuno mi deve dire che succede, perché io mi sono talmente emozionata e distratta. Ah, ok, adesso brava, vedi che devo dire, c'è dietro le quinte, c'è chi mi aiuta, perché ero talmente presa da quello che stava dicendo Riccardo che mi sono dimenticata di che cosa deve succedere adesso. Invece, come dimenticare? Passiamo da un pezzo di storia di Mille Voci a un altro pezzo di storia di Mille Voci. Lei ha presentato Mille Voci in molte più edizioni di me. Io l'ho conosciuta nel 2017, quando ho iniziato a far parte di questa famiglia. Lei è una donna verace. Il suo modo di essere romagnola, secondo me, lo esprime nel suo modo di essere, nelle sue canzoni, nelle relazioni che intreccia. È una... Non lo so, si può dire in televisione che è una casinara, nel senso che proprio dove c'è lei c'è sempre festa, c'è allegria, persino nei camerini riesce a sconvolgere la situazione, e lo ha fatto in tante edizioni di Mille Voci. Una professionista della televisione, perché lei per tanti anni ha collaborato con Paolo Limiti in una trasmissione che, devo dire, io avevo il piacere anche di seguire con la mia mamma, che Ci Vediamo in TV. Avrete capito, sto parlando di Stefania Cento! Grazie Daphne. Sono emozionata, solitamente sono una casinara. È vero. Di carattere emiliano-romagnolo, come il nostro Gianni Drudi. Riccardo, hai fatto un discorso bellissimo. Io voglio rubare il meno possibile, il tempo meno possibile, no? Vai.
Gianni, tu hai dato la possibilità a me, insieme a Gianni, di condurre questo programma e di far parte di questa realtà e di diventare, oltre che una cantante, perché ormai lo faccio da 40 anni, questo mestiere, ripeto, sempre, ho iniziato molto piccola, per cui non fate calcoli matematici. Non fate calcoli sull'età. E però Gianni mi ha dato credibilità, come ha fatto con te, giustamente, perché sei bravissima, e sono diventata anche una conduttrice. E questo è veramente, Gianni, tutto merito tuo. Una canzone veramente impegnativa, una canzone impegnativa e impegnata, purtroppo perché il tema è una tematica, purtroppo nel XXI secolo non dovrebbe trattarsi più una tematica del genere, sulla violenza sulle donne, ed è un testo scritto da un bravissimo autore, Santimone, che rappresenta appieno questa crudeltà e questa mancanza di rispetto nei confronti di noi donne. Stefania Cento Struggente. in Non è mai stato amore. Grazie. Se le carezze diventano pugni, non è mai stato amore. Nell'inventario dei sogni distrutti, lei scriverà il tuo nome, finché il dolore delle sue ferite raggiungerà le stanze del suo cuore, che le darà il coraggio di fuggire via. Ma quella donna che dici di amare, non vuoi lasciarla andare, e sei disposto per farla restare a farle anche del male. Allora questa vena di follia non ha il diritto di chiamarla amore, ma odio che diventa malattia. Non è mai stato amore, se hai chiesto già per 1000 volte il suo perdono, poi le tormenti il cuore, ricominciando ad interrompere il suo volo. Ma quando avrai spezzato infine le sue ali con le tue stesse mani, non dire che l'hai fatto per amore, perché no, non è mai stato amore. Se quella donna che dici di amare, non vuoi lasciarla andare, e sei disposto per farla restare a farle anche del male, lo fai perché ferito nell'orgoglio ti credi tu il padrone del suo mondo, e lei non può lasciarti e dirti addio. Non è mai stato amore, se hai chiesto già per 1000 volte il suo perdono, poi le tormenti il cuore, ricominciando ad interrompere il suo volo. Ma quando
bellissimo momento di una bella donna con tante belle Grazie, donne. Grazie, siete fantastiche. Grazie. Grazie a te, Daphne. Stefania Cento. Grazie. Bene, una puntata ricca veramente di tantissime emozioni diverse. E continuiamo con le emozioni. E vi presento un altro degli artisti del panorama di Mille Voci, della famiglia di Mille Voci. Lui ha partecipato a tantissime edizioni promuovendo le sue canzoni, perché lui è un cantautore e scrive anche per altri che hanno interpretato, molto per le donne, devo dire, quindi ha una sensibilità particolare anche per le donne. Mimmo Cavallo! Ora mi aiutate, mi portate l'asta e il microfono per... ecco qui, guarda, facciamo... ecco qua, tieni Mimmo. Allora, Mimmo Cavallo, hai scritto tanto per delle cantanti donne, poi anche tu scrivi delle canzoni che hanno sempre delle tematiche anche importanti. Sociali. Sociali, sì, capita. è vero, e con una delicatezza e un'attenzione anche particolari. Oggi invece... la canzone forse è una canzone... Beh, sai, l'estate che torna si chiama. Che torna. Però attraverso questa allegria, perché l'estate è un periodo allegro, però c'è anche una nota di speranza nell'estate, cioè le cose che mia madre dice sempre: quest'anno no, ma l'anno prossimo c'è questa speranza che l'anno prossimo sarà meglio del e così si arriva al tramonto, diciamo. Mia madre ha 98 anni adesso, per cui... Ma un applauso alla mamma di Mimmo, che salutiamo! Indistruttibile! È bello, che bella cosa! E questa nota di speranza naturalmente molte volte viene anche disillusa, no? Perché, sai, noi speriamo, per cui c'è questa allegria dell'estate. E forse l'allegria, la speranza e a volte forse un po' di malinconia. Mimmo Cavallo, l'estate che torna. Oh yeah yeah yeah, oh yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah yeah, oh yeah. Ma che cosa c'è di nuovo nel sole? Aria che mi tira su, per strada soffia un vento di parole, da camminare a testa in giù. Ma che cosa c'è di nuovo nel sole, che mi scalda un po' di più? Passi come singhiozzi eppure fanno volare, volare, respirare un po' di blu. La radio parla, gente illusa, oh yeah yeah yeah, la gente buona aspetta Gesù, oh yeah yeah yeah, se una mano aperta l'altra è chiusa, non è solo un giorno in più. Sole, 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 su di me, che aspettavo l'estate e il mare, 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 che cos'è? È l'estate, l'estate che torna, e la gente si siede già fuori. Lo scirocco è un vento che ci porta stranezze d'amore. Ma che cosa c'è di nuovo nel sole? Cos'è che mi fa cantare? Se ogni carezza nasconde un dolore, se negli sguardi è pieno di tagliole. Ma che cosa c'è di nuovo nel sole, che mi scalda un po' di più? Per oggi basta la speranza, oh yeah yeah yeah, che non sia solo un giorno in più, oh yeah yeah yeah. Adesso che so la differenza tra un giorno grigio e un giorno blu. Sole, 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 su di me,
che aspettavo l'estate e il mare. Mare, 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 che cos'è? È l'estate che torna, oggi è un giorno bellissimo di sole, è l'estate, l'estate che torna, e la gente ha un nuovo colore, lo scirocco è un vento che ci porta stranezze d'amore. Madre mia, ma cos'è che c'è di nuovo nel sole? Oh yeah yeah yeah. Ma cos'è che c'è di nuovo nel fondo del mare? Oh yeah yeah yeah. Ma cos'è che c'è di nuovo nel fondo di ogni cuore? Ma cos'è che c'è, cos'è che c'è, cos'è? Madre mia, ma cos'è che c'è di nuovo nel sole? Oh yeah yeah yeah. Ma cos'è che c'è di nuovo nel fondo del mare? Oh yeah yeah yeah. Ma cos'è che c'è di nuovo nel fondo di ogni cuore? È l'estate, l'estate che torna, e la gente si siede già fuori, lo scirocco è un vento che ci porta stranezze. È l'estate, l'estate che torna, e la gente ha un nuovo colore, lo scirocco è un vento che ci porta stranezze d'amore. Oh sole, oh sole. Oh yeah, oh Mimmo Cavallo, grazie. Prego. Beh, devo dire però, Mimmo, ci siamo un po' distratti mentre cantavi dal testo della canzone. Ci siamo distratti perché guardavamo il video. E c'è questo video dove tu praticamente, Gianni ha fatto anche le inquadrature ampie, dove si vedeva che tu eri dentro l'acqua con tutta la chitarra e c'era Drudy che soffriva e diceva ma sta chitarra, sì, vieni. Cioè, ma sto video... Allora, aspetta. Allora, quelli del WWF dei chitarristi mi hanno scritto, mi hanno fatto un tormentone, dice ma la chitarra non si... Ma scusa, noi eravamo, quando facevamo rock un tempo, prendevamo le chitarre e le spaccavamo. Ma le spaccavate, ma infatti, ma che sarà mai una chitarra al mare? Che poi è una chitarra che al limite è così vecchia, è così, anche se è una chitarra di quando ero ragazzino, che non funziona, non c'ha più niente. Vabbè, questo l'avevamo immaginato. Al però limite prendi il tetano suonandola. suonando. No, però veramente carino, una chicca proprio. Bravo, Sì, bello, un bel così, video. è nata Complimenti, così. complimenti, grazie. Mimmo Cavallo. Che puntata! Si è sentito Drudy che dietro diceva che puntata, ed è vero, che puntata. Bene, lei è stata compagna di viaggio anche in questa 20ª edizione di Mille Voci, ha partecipato a tutte le puntate, portando una ventata di novità, perché lei canta in francese, è una persona sempre, vi assicuro, sempre sorridente. Da quando arriva, quando c'è la trasmissione, lei sorride, ha questo sorriso bello che trasmette tanto buon umore e tanta gioia. Ha questi vestiti che lei, le ho chiesto se li faceva fare su misura, che lei riesce a portare con una nonchalance, come si dice in francese, quindi con un'eleganza e una tranquillità che veramente stanno bene solo a lei. Infatti un pomeriggio ne parlavamo e lei mi dice c'est moi, io sono così, Cati Varnà. Sei splendida, veramente. Grazie di averci accompagnato in tutte le puntate di questa 20ª edizione, è stato veramente un piacere. Sei onorato.
Grazie. Onorato. Il titolo della... Adesso io ho perso il filo di tutto quello che sta succedendo oggi, lo dico apertamente. Il titolo della tua canzone l'ho solo letto, era lunghissimo, non mi sono impegnata a impararlo. Dillo tu. Tu le alleluia. Quindi tutti insieme cantiamo con te Alleluia! Splendida, splendida, Cattiva Arnà! Cattiva Arnà, mille voci, grazie! Pace a tutti! Grazie! Adesso devi riprenderti. Però adesso la chicca la dobbiamo fare, perché io vi ho fatto vedere lei con che tacchi va in giro. Questa volta per ballare non se l'è messi i tacchi, lo sapeva che finiva così, quindi...
Allora, vedi? Abbiamo svelato il mistero. Per quello zompettava tutta contenta, perché non aveva il tacco 12. Bene, e dopo Cattivarnà, un altro ospite che mi ha accompagnato nel corso di tutta questa edizione, Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Domenico, che dire? Diciamo, Siamo ai saluti, no? Sì. Siamo arrivati all'ultima puntata. visto che hai Vai. preso questo discorso, volevo anch'io dare il mio ringraziamento a Gianni Turco perché un po' di anni fa, ormai parecchi, mi ha dato la possibilità di cantare in mezzo a tantissimi artisti, bravi artisti che sono oggi, che ci sono stati, eccetera, eccetera. E soprattutto anche, oltre che bravi artisti, brave persone belle, no? Con cui senza fare, magari c'è gente che ha venduto milioni e milioni di dischi, magari poteva anche atteggiarsi, no, tutte persone veramente tranquille. Bene, perché... Questo significa che chi frequenta questo tipo di persone abbiamo degli stimoli anche noi a migliorarci continuamente, no? E questo mi ha dato la possibilità anche a me di migliorare. Grazie. E quindi grazie. ecco, voglio, senza fare discorsi troppo lunghi perché poi ci perdiamo, li hanno fatti già loro per me, quindi non serve che diciamo altro. Ecco, lo voglio ringraziare per questo. Ciao Gianni, grazie di tutto. Domenico Bartolomeo, chiudiamo questa edizione di Mille Voci con un grande classico. Sì, assolutamente, bellissima, bellissima canzone che adesso che fa da filo conduttore un arpeggio di chitarra che come partirà... La riconosceremo tutti. Immagino che... Non dico neanche qual è il titolo. Domenico Bartolomeo. Grazie. Lo so perché sei qui e guardi verso di me, perché io sono il sole per te, il sole è tutto per te. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai non c'è più niente per noi? Il sole che tu aspettavi non arriverà mai, è l'ultima speranza, ormai si spegne insieme a noi.
non c'è più niente per noi. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai non c'è più niente per noi? Grazie, grazie. Domenico Bartolomeo, grazie per questa emozione. Grazie a voi Grazie. e a te in particolare. Grazie. Le emozioni non sono finite. Lei ha conosciuto Gianni Turco quando ha iniziato a partecipare a Mille Voci insieme ai Milk and Coffee e poi ha continuato da solista in questo programma e vi sto parlando di Irina Arozarena. Tu sei bella, sei splendida. Grazie, grazie. Irina è una bella persona che riesce a trasmettere la passione per la musica, come avete visto anche attraverso il canto, col suo coro, ed è però una grandissima cantante solista, con questa voce che io definisco Grazie. scura, poi facciamo le battute anche tra la voce e il colore della pelle, ma senza la battuta è vero, perché hai questa voce così calda, no? Che si adatta a tante sonorità, no? Diverse. La canzone di questa puntata è? Allora, spero di non emozionarmi, perché sì, è una qui canzone... qui è tutti che oggi speriamo oggi è una giornata di quelle là che la lacrima è facile. Sì. E con questa canzone, che si chiama Notturno, della grande Mia Martini, che ha cantato, è una delle ultime che ha fatto, ascoltate bene il testo, perché è una lezione per noi, che andiamo sempre di fretta, che non guardiamo mai le cose come dobbiamo guardare, che a volte ci infadiamo, come si sente? Sì, ci infastidiamo per delle cose che sono veramente futili. banali, futili. E dobbiamo capire che la vita è piccola, è corta. È breve, quindi godiamocela. Dobbiamo godercela al massimo. E questa canzone oggi la voglio dedicare al mio amore, che purtroppo sono 4 anni che non c'è più con me, e la voglio dedicare a lui perché è lui che mi manca. Notturno. Irina Arozarena. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Io adesso ho bisogno di bagnarmi in viso nell'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non ha adesso. Vorrei solamente credere un istante in un treno notturno che scavalchi il blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri
invisibile, esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu, può essere lieve la malinconia, è come la pioggia che cae in questa via, lo sai, non ricordo quanti anni avrà gli anni di allora, e cambiare non potrà ancora, c'è tempo domani per questa vita mia, domani, che cosa vuoi che sia adesso? Vorrei solamente chiedere un istante, un aereo notturno che scavalchi il blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibile, esattamente come io non so più, però ovunque fossi tu. Vabbè, però, e dai, su, no? Cerchiamo di reggere ancora un po', che non siamo arrivati proprio alla fine della puntata. Qui veramente il trucco finisce per... no? Quindi cerchiamo di reggere, però non ce la facciamo perché l'emozione è tanta e tu sei stata veramente bravissima. Grazie. Irina Grazie Rozzarena. Gianni, grazie. Grazie. Allora, adesso ho bisogno proprio di lui. Ora, io, quando l'ho conoscevo, avevo già ascoltato la sua canzone. Quando si ascoltano i suoi brani si finisce o per sorridere o per a volte sbellicarsi dalle risate. Qualcuno, negli anni in cui ha reso famosa la sua canzone, quella che lo ha reso più popolare, si scandalizzò anche quando uscì questo brano. Però quando c'è lui ti diverti sempre, perché veramente anche dietro le quinte vi confesso che lui è uno di quelli che portano sempre l'allegria, la festa, sorride, batte mani, coinvolge, veramente uno showman nato. Lui padrone di casa, anche qui a mille voci, sto parlando di Gianni Drudi! Grazie. Oh, mi sono commosso perché Irina ci ha portato un'emozione incredibile. Adesso però ho bisogno di te. Allora devo fare una canzone reggaeton, facciamo un reggaeton che è un po'... Facciamo un reggaeton. È una cosa nuova per me che è inserita in questo CD, Lo specchio dell'anima, dove c'è anche Fichi Fichi, Chimica, c'è Grandissima Trottola, c'è La cioccolata, un'estate a Saint-Tropez insieme al mio amico però, Bobby senti, Soul. scusa, abbi pazienza. Ecco, guarda, grazie, è arrivata l'asta. È un doppio... sì, sarà anche un double face, però voglio dire, no, come si fa a prenderti sul serio? Allora vai scrivendo canzoni, no dai, su, allora ma scrive c'è anche canzoni, la canzone dedicata a mio nipotino. no vabbè, il tuo nipotino, e vabbè, però il resto delle canzoni sono facciamo Fichi Fichi insieme, no, ditemi come si fa a prenderlo sul serio. Poi se ne esce con, io l'ho sentita, grandissima trottola, e non ancora niente, perché poi a un certo punto scorri le canzoni di questo CD e trovi la patatina. E dai, non l'ho detto io. No, non l'hai detto tu, lo dico io. Poi dici che la gente quando ti sente cantare salta sulle sedie. È vero, dai, è vero.
sei Però goliardico. ma c'è anche lo specchio dell'anima, c'è il figlio di mia figlia. Sì, ci stai provando, Drudy, però io ti dico, e questa è la cosa che ti rende bello e speciale, perché tu riesci a cantare queste canzoni, anche con questi doppi sensi, facendo delle cose che fanno ballare tutti e sorridere tutti senza mai essere volgare. Quindi un grande applauso a Gianni Drudy e facciamo festa con te! Venite, venite! Sai che mi piaci, mi piaci! Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, dai fermati un minuto qui. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, mi hai fatto innamorare, sì. Io per te non sai che farei, a 1000 cose rinuncerei. Sei il sogno della mia vita che oggi diventa realtà. Tu per me eri impossibile, bella e irraggiungibile. Sei il mio scandalo desiderato e ora non ti lascio più. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, dai fermati un minuto qui. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, mi hai fatto innamorare, sì. Lo sai vero? Io e te siamo un cuore, lo sai, che di battere non smette mai. L'equilibrio dell'ultimo istante, sei quell'attimo di eternità. Scappi via ridendo però, troppo fragile ti prenderò. Sei il mio scandalo desiderato e ora non ti lascio più. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, dai fermati un minuto qui. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, mi hai fatto innamorare, sì. Lo sai vero? Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, dai fermati un minuto qui. Sai che mi piaci, ma quello che tu pensi non lo dici. Sai che mi piaci, mi hai fatto innamorare. Mi hai fatto innamorare, sì. Viva l'amore, viva l'amore! Innamorati di Gianni Drudy! Grazie! Rimanete con noi per il gran finale, linea alla regia! Parapparapara. 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 Papparapara. Parapparapara. E bentornati in studio per questo gran finale di puntata. Abbiamo ospiti i Seven Hills. Grazie, grazie Daphne. Gianluca Buratti, anche tu, anche voi avete fatto 1000 voci da qualche anno, no? Sono diverse Ospiti. edizioni, abbiamo iniziato così per caso in un'edizione di 1000 voci sotto l'albero. Sì, mi ricordo. E da quel momento Gianni ci ha voluti nelle edizioni successive, quindi è stato per noi un piacere e un onore. Sono nate anche tante collaborazioni con gli artisti che abbiamo incontrato in questi studi e quindi grazie Gianni per questa opportunità. E a te perché sei sempre stata una splendida padrona di casa. Ah, grazie, quindi... grazie.
Seguite i Seven Hills, loro fanno dei concerti, io ho assistito a un loro concerto proprio sotto il periodo natalizio, perché i cori gospel chiamano un po', no? quel periodo. È il momento caldo. Infatti fanno tantissimi concerti, però seguiteli sui social, perché loro hanno anche realizzato un musical dal titolo Messiah, che è un musical inedito dove viene raccontata la storia di Gesù dagli altri personaggi che l'hanno vissuta con lui. Esattamente. È Ok. proprio così, è un musical totalmente diverso, visto il titolo, dal Jesus Christ Superstar, ma altrettanto coinvolgente. Abbiamo aggiunto rispetto alla versione originale tanti elementi in più, anche nell'edizione attuale abbiamo Avete arricchito ulteriormente le scenografie, quindi da non perdere, vi aspettiamo in teatro. Seguite i Seven Hills e cantate Grazie. un brano tratto proprio dal musical. Proprio dal musical, è Living Water, è il momento dell'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe. I Seven Hills! Grazie. One day I went away through the water from the fountain. I saw a man sitting down to rest. He said, give me a drink, I'm tired and I'm thirsty. I was bound on a sunny day. And I'm from Galilee. I am from Samaria. Oh, give me some water. I've been traveling all day. Water. Give me some water. Don't take no well. If you take me for God and look, he's asking for a drink. You would ask me to give him living water. Everyone who drinks from the well will be thirsty again. But whoever drinks the water, he will never thirst. And I'm from Galilee, all far woman, Samaria, his water. Give me his water, I'll never be thirsty again. Water, the water, will lead out to eternal life. Living water, living water, living water, living water. I'm thirsty, living water, living water, living water. I'm thirsty, living water. I am thirsty, give me living water. I am thirsty, give me living water. I am thirsty, give me living water. Give me this water. I am thirsty, give me living water. I am thirsty, give me living water. I am thirsty, give me living water. Give me this water, water. Living water.
Bravissimi, grazie. Rimanete con me, facciamo spazio anche alle Sister Arts che si uniscono a noi. E adesso tocca a me e mi prendo 2 minuti, cercherò di essere breve. Troppi 2 minuti? Stringo. Ma la storia non è... 30 secondi. 30 secondi, vabbè, in 30 secondi condensare è difficile. Siamo arrivati alla 20ª edizione di Mille Voci. Ho conosciuto Gianni Turco alla fine del 2016. Ho partecipato a un Mille Voci napoletane, accompagnavo Edoardo Guarnera. Mi ha sentito cantare e ricordo che disse: questa canta bene. Il problema è che lui, che si è ricordato in quella occasione di avermi già incontrato molti anni prima, quando io feci le selezioni di Sanremo Giovani nel Lazio. E c'è un video anche, tra l'altro, che gira di una mia intervista che girò proprio lui all'epoca di quella edizione. Lui si è ricordato di me, mi ha ricontattato e mi ha invitato a partecipare a Mille Voci l'anno successivo. Ho partecipato come ospite nel 2017. Nel 2017 è un anno veramente impegnativo e difficile, perché è l'anno nel quale ho perso la mia mamma. È come se si fossero incontrati gli astri, per cui Gianni Turco mi chiede di fare uno speciale, un Daphne and Friends, il primo Daphne and Friends, dove io ho avuto la possibilità di cantare, dove ho sudato tantissimo, dove lui è stato rigidissimo e mi ha messo veramente alla prova, con 2 ore di spettacolo dove non c'era veramente una pausa. C'era uno striscione enorme dietro con scritto Daphne. Io era la prima volta che vedevo il mio nome scritto così grande. Ok. Ha creduto in me, la collaborazione è andata avanti, ho co-condotto nel 2019 Mille Voci con Gabriele Marconi e poi dal 2020, poi c'è stata la pandemia, tanti problemi per organizzare Mille Voci, ho iniziato a condurre le edizioni di Mille Voci. Nel frattempo c'è stata l'uscita del disco che lui ha prodotto, le collaborazioni con tanti cantanti, uno speciale su Don Bachi che io ho intervistato, di cui ho cantato le canzoni. Tutto questo lo trovate, è storia, non dico niente che non possa essere già stato documentato, e lo trovate tutto sul canale YouTube di Mille Voci. E in tutto questo periodo, chi ci segue lo sa, ne sono successe di ben donde, no? La malattia ha bussato anche alla porta di Gianni. C'è stato un anno in cui abbiamo fatto un'edizione che lui era ricoverato in ospedale e prima di uscire di casa mi ha guardato e mi ha detto: la devi fare comunque, Mille Voci. E io mi ricordo quell'edizione nella quale abbiamo realizzato un'edizione a distanza, sentendoci al telefono, con tanta apprensione e tanta paura per la sua salute. Siamo arrivati alla 20ª, adesso onestamente questa macchina così enorme che è Mille Voci è veramente un grande impegno di risorse, di energie, soprattutto da parte tua, Gianni. Non so cosa ci riserva il futuro, non ne ho idea. Abbiamo voluto chiudere questa edizione con questa canzone che tu hai voluto che io cantassi in un altro speciale, nel quarto Daphne and Friends, che è una canzone che parla di una bugia, di una splendida bugia, che è quella dove ci si dice addio, ma in realtà forse non ci si dice addio. È con questa canzone che concludiamo questa edizione, ma prima di cantarla vorrei invitare qui, ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno reso possibile la realizzazione di Mille Voci, tutti i collaboratori di Gianni Turco, i collaboratori degli ultimi anni qui di questi studi, ai quali facciamo un applauso, quindi grazie a voi tutti per l'ospitalità, per il sostegno, per la pazienza e per la professionalità. Permettimi di ringraziare chi ci ha aiutato tanto dietro le quinte, alla logistica, alla produzione, alla segretaria di produzione, quindi vorrei ringraziare Esther D'Annunzio, Antonio Domenicone, venite qui se volete insieme a noi. Un saluto a tua moglie, a Giselli, che ti accompagna a volte in presenza, a volte purtroppo da lontano nella realizzazione, ma ti sostiene sempre nella realizzazione di Mille Voci, e spero di non aver dimenticato nessuno.
delle persone che hanno reso così importante questo programma. Bene, adesso mi dovrò concentrare per ricordare le parole. Grazie Gianni. Che cosa ci riserva il futuro non lo so, ogni edizione sarà qualcosa in più che arriverà, ma credo che tu abbia coronato veramente, hai fatto la storia della televisione in questi 20 anni con Mille Voci e rimarrà in eterno proprio perché sei riuscito a rendere così importante e così seguito anche il canale YouTube di Mille Voci. Le televisioni private ti adorano, ti cercano anno dopo anno per sapere quando è che manderai loro le puntate di Mille Voci, perché sanno che il tuo è un programma spendibile. Siamo andati sulla rete nazionale, ne hai combinate delle belle. Quindi grazie da parte di tutti coloro ai quali hai dato voce, grazie da parte del pubblico al quale hai tenuto tanta compagnia e grazie da parte mia. Posso? No, no, non abbiamo tempo, stringi. Io vorrei ringraziare non solo te, ma anche i conduttori che si sono avvicendati durante questi anni. 2 li abbiamo qui, Gianni Trudi, Stefania Cento, ma c'è anche il mio piccoletto, Riccardo Antonelli. Grazie. Grazie a tutti e tre e anche agli altri che oggi non sono qui, ma rimarranno sempre con noi. Grazie. Musica! È già passata un'altra sera, il nostro incontro ormai finisce qui. Forse staremo insieme ancora, ma adesso salutiamoci così, come se fosse l'ultima volta, l'ultima volta. Questa sarà per te, ma è solo fantasia, è pura fantasia, un sogno inutile perché è una splendida bugia. Questa sera dirsi addio, addio per sempre, quando poi c'è qualche cosa fra di noi che non potrà finire mai. È una splendida bugia che diciamo tu ed io, e lì per lì sappiamo già che poi nessuno di noi due, amore mio, la manterrà. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa sentire ancora tua, perché è una splendida bugia. Diciamo tu ed io, e lì per lì sappiamo già